Antonio Conte ha già identificato il giocatore che sarà la riserva di Giovanni Di Lorenzo. Proprio così. Il nome è già stato rivelato, la negoziazione è avanzata e il Napoli sta lavorando duramente per chiudere questo affare a gennaio. E attenzione, non si tratta di un giocatore qualunque. È un atleta che già conosce la Serie A, che ha il profilo esatto richiesto da Conte e che può arrivare a un prezzo davvero interessante. Resta con me fino alla fine perché ti racconterò tutto su questa negoziazione. Chi è il giocatore, perché Conte ha scelto proprio lui, quanto costerà e qual è la strategia del Napoli per chiudere l'affare. E non è finita. Ti parlerò anche delle scambi che potrebbero verificarsi e degli altri giocatori che sono nel mirino del club. Vieni con me. Questa storia è imperdibile. La necessità del Napoli. Prima di rivelare il nome del giocatore scelto da Conte, cerchiamo di capire quale è la necessità del Napoli. Giovanni Di Lorenzo è il capitano, è il leader, è il titolare assoluto sulla fascia destra. È fondamentale per la squadra di Antonio Conte. Ma ecco il problema. E quando Di Lorenzo non potrà giocare? Quando avrà bisogno di riposo? Quando verrà squalificato o si infortunerà? Attualmente il Napoli non ha un'alternativa di qualità per sostituire Di Lorenzo. E questo preoccupa Conte. L'allenatore sa che in una stagione lunga, con così tante partite, è impossibile che un giocatore regga tutte le gare senza riposo. Per questo Conte è andato dritto al punto con Giovanni Manna. Ho bisogno di una riserva di qualità per Di Lorenzo. Ho bisogno di qualcuno che conosca la Serie A, che sia pronto a giocare immediatamente e che abbia le caratteristiche che cerco. E Manna, come sempre, sta lavorando instancabilmente per esaudire la richiesta dell'allenatore. Le negoziazioni sono già in corso e la prossima settimana dovrebbe essere decisiva per questo acquisto. Il Napoli è concentrato non solo su questo terzino destro, ma anche su un centrocampista di qualità e un'ala destra. Il club vuole arrivare forte alla volata finale della stagione. Il nome rivelato, Brooke Norton-Caffey. E ora veniamo al punto che interessa davvero. Qual è il nome del giocatore scelto da Antonio Conte? Secondo informazioni esclusive rivelate da Emanuele Cammarotto, esperto di mercato, nel programma Napoli Magazine in diretta su Radio.0, il nome è Brooke Norton-Caffey. Esatto, napolista. Brooke Norton-Caffey è il primo obiettivo del Napoli per gennaio. E attenzione, questo nome non è spuntato dal nulla. Conte lo ha indicato personalmente a Manna. Ma chi è Brooke Norton-Caffey? Perché Conte ha scelto proprio lui? Brooke Norton-Caffey è un terzino destro giovane, talentuoso e con già esperienza in Serie A italiana. E quest'ultimo dettaglio è fondamentale. Conte non vuole un giocatore che abbia bisogno di tempo per adattarsi. Vuole qualcuno che già conosca il calcio italiano e possa contribuire immediatamente. Norton-Caffey ha le caratteristiche che Conte cerca. È un giocatore con buona tecnica, ha velocità, sa posizionarsi bene in fase difensiva e ha capacità di supportare l'attacco. È esattamente il profilo richiesto dall'allenatore. E c'è un dettaglio importante. Norton-Caffey ha 21 anni. Questo significa che può ancora crescere molto, ha ancora margine di miglioramento. È una scommessa sul presente e sul futuro. Conte ha analizzato il mercato, valutato le opzioni disponibili e è arrivato alla conclusione: Brooke Norton-Caffey è il giusto. E quando Conte decide qualcosa, potete star certi che ha motivi ben fondati. I dettagli della negoziazione. Ora parliamo dei dettagli della negoziazione. Come intende il Napoli acquisire Brooke Norton-Caffey? Secondo le informazioni rivelate da Cammarotto, il Napoli sta proponendo un prestito con opzione di acquisto a 15 milioni di euro. Questa è una strategia intelligente. Il club non spenderà una fortuna subito, ma potrà valutare il giocatore per alcuni mesi. Se Norton-Caffey soddisferà le aspettative, il Napoli eserciterà l'opzione di acquisto. Altrimenti, tornerà al club di origine senza grandi perdite. 15 milioni di euro non è una cifra assurda per gli standard attuali del mercato. È un investimento ragionevole per un terzino destro giovane, con esperienza in Serie A e indicato personalmente da Antonio Conte. E attenzione a questo dettaglio interessante.
I rumors su Juan Lu Sanchez, che era anche lui in considerazione per quel ruolo, si sono raffreddati. Perché? Perché il Napoli ha prioritarizzato un giocatore che già conosce la Serie A e che è under. E Norton Caffey soddisfa perfettamente entrambi i requisiti. Questo dimostra come Manna stia lavorando in modo focalizzato e strategico. Non sta perdendo tempo con troppe opzioni. Ha identificato l'obiettivo principale e sta concentrando gli sforzi per chiudere questo acquisto. La prossima settimana dovrebbe essere cruciale. È il momento in cui il Napoli intende accelerare le negoziazioni e provare a chiudere l'accordo. Le possibili scambi nella rosa. Ma la storia non finisce qui. Insieme all'arrivo di Brooke Norton Caffey, potrebbero verificarsi alcune scambi nella rosa del Napoli. Emanuele Cammarotto ha rivelato che il club non esclude un'operazione di scambio. E qui le cose diventano interessanti. Pasquale Mazzocchi è in partenza. Non è più un segreto. E con l'arrivo di Norton Caffey come riserva di Di Lorenzo, l'uscita di Mazzocchi diventa praticamente confermata. Diversi club sono interessati a lui: Torino, Cremonese e altri team di Serie A. Call to action, like e iscrizione. E allora, napolista? Stai seguendo tutte queste movimentazioni? Approfittane e fai questo. Se non sei ancora iscritto al canale, clicca ora sul pulsante iscriviti. È velocissimo e resterai aggiornato su tutte le bombe del mercato del Napoli in prima fila. E se sei già iscritto e ti stanno piacendo queste informazioni esclusive dai retroscena, lascia quel like furbo qui sotto. Aiuta tantissimo il canale a crescere e a portare sempre più notizie calde sul nostro Napoli. Forza! Like, iscrizione e attiva la campanella per non perderti nessuna novità in arrivo. Ora continuiamo perché ci sono altri giocatori coinvolti in queste possibili scambi e ti racconterò tutto. Altre uscite previste. Bene, ora che hai lasciato il like e ti sei iscritto, parliamo delle altre uscite che potrebbero verificarsi. Oltre a Mazzocchi, il nome di Marianucci compare nelle negoziazioni. Fiorentina, Cremonese e Torino sono interessati al giovane difensore. E ha senso che il Napoli lo ceda. Marianucci ha bisogno di minuti in campo per svilupparsi, e nel Napoli attuale semplicemente non ha spazio. E ancora, Vergara potrebbe rimanere nella rosa. È una novità interessante. Sembra che Conte veda potenziale nel giocatore e voglia tenerlo nel gruppo. Ma non è ancora definito al 100%. Ora, il caso di Ambrosino è diverso. Secondo Cammarotto, lui non dovrebbe rimanere al Napoli. Ci si aspetta che venga prestato a un altro club di Serie A dove possa avere più opportunità di giocare. E ha perfetto senso. Ambrosino è talentuoso, ma con Lukaku, Raspadori e Simeone davanti, sarebbe la quarta o quinta scelta. Meglio che giochi altrove. E qui arriva un'informazione bombastica. Anche Luca è nel mirino di vari club. Non ha convinto totalmente il Napoli e viene osservato da squadre di Serie A e persino dalla Premier League. Immaginalo. La Premier League con gli occhi puntati su un giocatore del Napoli. Questo dimostra che la rosa azzurra ha qualità riconosciuta. Anche i giocatori non titolari assoluti attirano l'interesse di grandi club. La strategia completa di Conte e Manna. Ora mettiamo insieme tutti i pezzi di questo puzzle e capiamo la strategia completa di Antonio Conte e Giovanni Manna. Ecco il piano: portare Brooke Norton Caffey come riserva di Di Lorenzo, cedere Mazzocchi per fare spazio e liberare risorse, prestare Ambrosino e Marianucci per farli proseguire nelle loro carriere, e eventualmente cedere Luca se arriva una proposta interessante. Nel frattempo, il Napoli sta lavorando per portare un centrocampista di qualità e un'ala destra. Quindi, il club non sta solo facendo uscite, sta effettuando un vero rinforzo della rosa. È una riforma completa pensata per rendere la squadra più forte nella volata finale della stagione. Conte vuole avere opzioni di qualità in tutte le posizioni. Vuole una rosa competitiva dove tutti i giocatori siano utilizzabili. E Manna sta lavorando instancabilmente per soddisfare tutte le richieste dell'allenatore. Il direttore sportivo sta negoziando simultaneamente varie operazioni. Ci vuole competenza, strategia e tanta abilità.
La prossima settimana, come ho già detto, dovrebbe essere decisiva. È quando molte di queste negoziazioni potrebbero concretizzarsi. È quando il Napoli potrebbe chiudere accordi e annunciare gli acquisti. Cosa significa questo per la stagione? Parliamo ora dell'impatto di queste movimentazioni sulla stagione del Napoli. Se il club riuscirà a chiudere l'acquisto di Brooke Norton-Caffey, risolverà un problema importante. Di Lorenzo avrà una riserva di qualità e potrà riposare quando necessario. Questo è fondamentale per mantenere il capitano fresco e ad alto livello per tutta la stagione. Con le uscite di Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino e eventualmente Luca, il Napoli libererà spazio nella rosa e risorse finanziarie per portare i rinforzi richiesti da Conte. Un centrocampista di qualità può dare più creatività e opzioni tattiche a Conte. Un'ala destra può portare più velocità e squilibrio all'attacco. Il Napoli sta lottando per il titolo. Ogni acquisto, ogni aggiustamento nella rosa può essere decisivo per il risultato finale della stagione. E Conte lo sa. Per questo è così criterioso nelle scelte. Gennaio potrebbe essere il mese che definirà il futuro della stagione del Napoli. Se gli acquisti andranno a buon fine, se i giocatori in arrivo si adatteranno velocemente, la squadra potrà arrivare ancora più forte a contendere il titolo fino alla fine. L'aspettativa dei tifosi. E ovviamente la tifoseria del Napoli è ansiosa per queste novità. I napolisti vogliono vedere la squadra che si rinforza. Vogliono vedere il club che investe e cerca i migliori giocatori disponibili sul mercato. L'arrivo di Brooke Norton-Caffey, indicato personalmente da Conte, genera aspettative. I tifosi si fidano dello sguardo dell'allenatore. Se Conte ha scelto questo giocatore, è perché vede qualità in lui. E le uscite di giocatori che non avevano opportunità vengono viste con favore. La tifoseria capisce che è meglio dare chance a questi atleti di brillare in altri club piuttosto che tenerli fermi in panchina. L'importante è che il Napoli stia lavorando, si stia movimentando, stia pianificando il futuro. E questo è eccellente per chi tifa per il club. Gennaio è proprio dietro l'angolo. Tra poche settimane si apre la finestra di trasferimenti e vedremo tutte queste negoziazioni concretizzarsi. L'aspettativa è alle stelle. Chiusura. E allora, napolista, che ne pensi di questa bomba su Brooke Norton-Caffey? Io, personalmente, sono molto entusiasta di questo possibile acquisto. Se Conte lo ha indicato personalmente, è perché vede un grande potenziale in lui. E il valore di 15 milioni di euro in un prestito con opzione di acquisto sembra un affare intelligente. Lascia qui nei commenti. Conoscevi Brooke Norton-Caffey? Pensi che sia una buona opzione come riserva di Di Lorenzo? Quali altri rinforzi vorresti vedere arrivare al Napoli? Commenta qui sotto. E non dimenticare, se non sei ancora iscritto, iscriviti ora. Se lo sai già, lascia quel like. E condividi questo video con altri napolisti affinché tutti siano aggiornati su questa negoziazione esclusiva. Nel prossimo video porterò altre novità sul mercato di gennaio e sugli altri obiettivi del Napoli per rinforzare la rosa. La prossima settimana promette di scaldarsi. Resta collegato qui su Rapporto Napoli per non perderti nessuna informazione. Alla prossima, napolista. Forza Napoli sempre!